Allora, la prima cosa è che la chiesa per fortuna è sempre rimasta aperta e pur con tutte le regole le persone sono venute lo stesso a pregare, quindi a invocare il Signore perché anche la pandemia possa essere sconfitta. E dal 18, quindi dal lunedì, riprende la possibilità di celebrare l'Eucaristia. Già dal 4 abbiamo iniziato a celebrare anche i funerali solo con 15 persone, quindi controllate all'ingresso delle porte. Il 18 ecco inizierà questo, la cosa più importante è che deve tutto essere sempre garantito nella sicurezza e quindi la mascherina, quindi i guanti oppure in ogni caso il disinfettante alle porte della chiesa, quindi la distanza. Ecco, stiamo pensando, stamattina poi abbiamo avuto anche un incontro con i vicari, con il vescovo, ecco proprio per capire bene e organizzarci con intelligenza e sapienza anche su queste cose. È chiaro che abbiamo delle chiese grandi come questa e quindi ci organizziamo abbastanza bene, nel senso che metteremo delle persone che accoglieranno e daranno delle indicazioni ben precise come muoversi, dove andare, quindi segnando i posti, i luoghi, con le distanze debite, con tutto quello che ci viene detto ed è stato detto per regolarizzare la cosa. Chiese più piccole adesso vedremo, sicuramente sarà possibile anche aprire la chiesa, certamente dovranno essere spalancate le porte, ma la possibilità di usufruire anche dello spazio esterno proprio per questo, probabilmente anche moltiplicando eventualmente le messe per quanto è possibile, ma vedremo anche agli inizi perché probabilmente fin da subito forse non tutti verranno, non tutti correranno, quindi vedremo giorno dopo giorno, domenica dopo domenica come poter fare. Il sacramento della confermazione invece no, è stato in qualche modo rimandato a date per me e poi è stato rimandato certamente anche il sacramento delle prime comunioni e delle cresime, quindi vedremo in ottobre, vedremo in autunno come fare. Certamente ci sono dei matrimoni che verranno celebrati, a dire la verità alcuni sono stati anche rimandati nel 2021 proprio perché le mascherine, proprio perché tutta questa situazione è ancora un po' incerta, implica anche questo desiderio per le coppie di rimandare un po' le nozze. I funerali, ecco, da dopo il 18 potranno essere celebrati anche con più persone, non solo le 15, pur garantendo lo spazio, garantendo le mascherine, garantendo tutto ciò che secondo le leggi viene previsto. Il fatto di essere qua ormai da alcuni anni e avendo presente anche le persone che vengono in chiesa, quindi celebrando, sapendo che alcune o molte anche erano presenti in streaming o in Facebook, in qualche modo c'era questa vicinanza, questo essere vicino a loro, questo essere loro con noi, quindi è stato un momento proprio anche di comunità. È stato difficile in questi 2 mesi e mezzo non incontrarci, non vederci, non parlarci, non pregare insieme, non cantare insieme, quindi fisicamente presenti, però spiritualmente lo eravamo e lo eravamo soprattutto anche in questo momento anche di incontro attraverso questi strumenti, lo streaming o il Facebook, era un momento bello, credo, anche direi accolto e atteso e valorizzato anche dalle persone. Credo che celebrare l'Eucaristia, quindi che è il mistero della vita, dell'amore di Cristo, sia collegato proprio anche, come diceva anche il nostro Vescovo stamattina, anche all'impegno di garantire l'incolumità e la difesa della vita, l'amore alla vita, come l'Eucaristia ci dice che questa vita donata, anche noi dobbiamo stare attenti a questa vita che ci è stata donata.